Ciò che è accaduto alla Popolare di Vicenza non ha nulla a che vedere con la politica, l'economia, la regola, il mercato. Non è una presa di distanza quella di Zai e della maggioranza che lo sostiene, perché anzi, in una condizione difficile per il nostro sistema bancario, la Regione, che vede di buon occhio un istituto di credito che accompagni la ripresa del Veneto, è pronta a fare la sua parte. Però Veneto Sviluppo, se si può dar vita, può sostenere ad esempio la formazione di neonati, visto e considerato, ma parlo a sentimento, visto e considerato che noi facciamo delle azioni di accompagnamento delle start-up e nuove imprese, questa potrebbe essere un'idea, no? Resta intanto una vicenda, quella della Popolare, in cui occorre fare chiarezza e dove vanno individuate le responsabilità. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, ci mancherebbe. Qui è mancata assolutamente Banca Italia nel suo ruolo di vigilanza, perché io ho visto Banca Italia operare, noi abbiamo appunto Veneto Sviluppo che è vigilata da Banca Italia e ho visto che quando vogliono le ispezioni e le attività le fanno in maniera puntuale e precisa. Chiariti i punti oscuri di questa vicenda, bisogna mettersi subito al lavoro affinché il problema emerso in queste settimane non si ripeta più. La Regione Veneto non può riformare il sistema delle banche, però certamente un grosso input può arrivare attraverso un coordinamento fatto insieme al mondo industriale e al mondo delle imprese. C'è una volontà da parte del Presidente Zaia di collaborare, aspettiamo anche un segnale da parte delle categorie economiche, in particolar modo da Confindustria. Intanto resta il malessere di chi ha visto assottigliarsi i risparmi. Il loro problema rappresenta una priorità inderogabile. E l'unica cosa che non può accadere è che il piccolo risparmiatore o la piccola azienda non si senta tutelata e difesa, e quindi io credo che si debba andare con spirito di verità a vedere se ci sono stati errori e se non ci sono stati a dire le cose come stanno.